Il mare ha restituito il corpo dell'imprenditore Luciano Miotto, scomparso sabato scorso durante un'immersione a Cortellazzo. Il ritrovamento del cadavere nel primo pomeriggio, a 400 metri di distanza dal luogo in cui si trovava l'imbarcazione del titolare dell'Imesa di Cessalto, al momento in cui, dopo essere risalito perché non si sentiva bene, è stato inghiottito dall'acqua. È ancora d'obbligo usare il condizionale perché ancora non è stato fatto il riconoscimento del cadavere. Ad ogni modo sì, è stato individuato da un mezzo della Guardia Costiera su un fondale di 20 metri a circa 3 miglia dalla costa, e era proprio all'interno dell'area di ricerca che era stato individuato sin dai primi momenti dalla sala operativa della Capitaneria di Porto di Venezia, che ha coordinato le operazioni sin dai primi momenti in cui è stato lanciato l'allarme. E praticamente sono state individuate delle bolle anomale che salivano in superficie, e lì poi con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco è stato recuperato il corpo. Da sabato cercavano il sub imbarcazioni della Guardia Costiera, Vigili del Fuoco con i sommozzatori di Vicenza e Venezia, 2 elicotteri e un aereo da ricognizione. Da Milano era giunta una squadra speciale dei pompieri con robot e sonar per scandagliare i fondali profondi. Sì, è chiaro che nell'immediatezza dell'allarme uno cerca, è una lotta contro il tempo e quindi la speranza è sempre l'ultima a morire, però è chiaro che con il passare del tempo anche questa speranza diventa sempre più flebile. Una notizia, la morte di Miotto, 59 anni, già vicepresidente di Confindustria Veneto e Finmeccanica, purtroppo attesa. La famiglia sperava nella restituzione del corpo e così è stato. La salma è stata ricomposta nell'ufficio circondariale marittimo di Jesolo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà ora decidere se disporre l'autopsia per capire se sia stato effettivamente un malore, come ipotizzato, la causa dell'incidente costato la vita all'imprenditore.